Si muove, e cambiamo argomento, anche l'Arlef, l'Agenzia regionale per la lingua friulana. Lo fa aprendo delle nuove sedi per gli sportelli linguistici, sedi periferiche per l'Alto Friuli a Tolmezzo, per la Bassa Friulana a Muzzana del Turgnano, per il Friuli orientale a Gorizia e per il Friuli occidentale a San Vito al Tagliamento, segnando così l'avvio di una nuova e capillare modalità di erogazione dei servizi gestiti. Vediamo. Più che razionalizzare, direi efficientare, nel senso che in un periodo in cui certamente le risorse non avanzano a nessuno, non sono in abbondanza per nessuno, dobbiamo utilizzare i soldi bene, quelli che spendiamo, per garantire un servizio al cittadino. In questo caso ci sarà un ufficio centrale che è quello di Udine, ma poi ci saranno altri 4 uffici periferici, degli sportelli periferici che serviranno delle aree geografiche in cui è presente la lingua friulanofona, quindi la comunità friulanofona, e questo per garantire un servizio al cittadino che potrà quindi avere le istituzioni presenti sul territorio, i comuni presenti sul territorio, che potranno avere delle traduzioni e delle consulenze per quanto riguarda la lingua friulana. Beh, può rivolgersi direttamente a Sportel per via telematica, ovviamente gli indirizzi aiutati facilmente, ma può anche là fisicamente dagli orari di apertura, chiata le notizie sul sito dell'Arlef, e quindi posso orientarsi di tutti e due i bandi, sia da un punto di vista insomma, telematico, con email, con telefonate, se viene avanti, ma anche la possibilità di avere che alle volte può essere importante, ecco, questo contatto personale per dare delle informazioni, ma anche per strutturare una certa attività che ha sede di livello. Ecco. Quante dipendenze sono dopras per che servizi? 11 dipendenze in questo momento, e spero che magari da un futuro si possa anche implementare. C'è un'esigenza che mi è anche stata manifestata da alcuni sindaci del vicino Veneto di poter valorizzare quanto più possibile, ad appoggiarsi alla Regione Friuli-Venezia Giulia per valorizzare quanto più possibile la presenza sui loro territori, sulle loro comunità, della comunità appunto friulanofona. Quindi sicuramente si aprirà una fase di dialogo con il vicino Veneto, e con una convenzione tra le due regioni potremo estendere questo servizio anche ai comuni del vicino Veneto.